L'attesa è finita, forza Leoncelli e forza dal Nicola De Simone. Marco Palermo dal calcio d'inizio, partiti, Baldan. Palla adesso per Convitto che può venire avanti, Convitto prova la conclusione da fuori e gol! Incredibile gol di Roberto Convitto che va a trovare grazie al terreno di gioco il pallone all'incrocio dei pali, Siracusa in vantaggio, esplode il De Simone. Abbiamo viste com'erano. Sì, allora Michele, sentiamo Spinella, Michele. Batterà Di Grazia con Parabola ad uscire, il corner alla sinistra del portiere Costantini. Lo scambio con Convitto che può centrarsi, può mettere in mezzo, secondo palo di testa e sono due, attenzione, no, è stato segnalato il fallo, lo vedremo adesso al replay, annullato il secondo gol agli azzurri. Per come fa capire l'arbitro, vediamolo. Arrampicato, vediamo. Di Grazia subito per Palermo che può crossare. Palla in mezzo, Baldan non ci arriva, poi Russotto, il tiro di Russotto con palla alta e qui finisce il primo tempo. Intanto addirittura rosso per Currò che ha detto qualcosa all'arbitro. Attenzione a Carullo che si promette in aria, si butta ed è calcio di rigore per la Ligea Virtus per il fallo su Carullo che andiamo a vedere. Ed è Baldan e questa è la famosa spallata che magari qualcuno dice che non è mai rigore. C'è naturalmente il bomber Alfredo Trombino contro Iovino. Mai Fede. Trombino, il tiro ed è un cucchiaio e c'è il pareggio dell'Igea Virtus con il cucchiaio di Trombino. Questo corner con quasi tutto il Siracusa in avanti, solo Puzzone e Pistolesi sono dietro. Il cross di Grazia, secondo palo di testa, gol a quadro. Ancora Limonelli, cambia il gioco benissimo per Pistolesi, grande azione azzurra, Pistolesi in mezzo e c'è il terzo gol e sono tre e Puzzone, Mattia segna per la prima volta anche lui, mancava solo lui, Mattia Puzzone. È finita, game over, il Siracusa è in Serie C dopo 6 anni, il De Simone adesso può esultare. Direi e Michele forse abbiamo Michele. Sì, vai Michele, vai tu. I festeggiamenti degli azzurri, i festeggiamenti del De Simone, il Siracusa non ce la faccio più a parlare. Non riesco più a parlare. Parla tu Roberto, ce la faccio. Paolo è talmente emozionato, io riesco a trattenere l'emozione perché sono fatto così, ho vissuto questi momenti diverse volte nella mia carriera e Paolo la vive da grandissimo appassionato, grandissimo tifoso. Io sono un altro tipo di tifoso che sto un attimino a controllare le emozioni e Siracusa è la conclusione, quella più logica della squadra più compatta, della squadra che ha condotto questo campionato in prima in classifica dal mese di ottobre. Vai Michele, vai, può andare Michele, vai.